San Bernardino ed Atletico Quarto si affrontano al Taviani. Gli obiettivi delle due squadre sono diametralmente opposti. I padroni di casa devono conquistare i 3 punti per tenere il passo della Levante in vetta con 2 punti di vantaggio. L'Atletico Quarto invece deve allontanarsi dalla zona a rischio. È il San Bernardino a partire fortissimo già al secondo minuto su un calcio d'angolo messo fuori dalla retroguardia ospite. Pietra Pezzia va alla botta al volo, palla alta. L'Atletico Quarto risponde 5 minuti più tardi. Bella l'iniziativa personale di Tacchi, il suo destro è però bloccato da De Gregorio. È già il preludio al gol del vantaggio che arriva poco più tardi. Punizione sempre di Tacchi, Dieng solo in area in diagonale batte De Gregorio e va a festeggiare con la capriola la rete del vantaggio. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, il destro di Canessa però si perde sul fondo. Dopo alcuni minuti di studio con il gioco prevalentemente concentrato a centrocampo, Cagliani prova il destro ma De Gregorio si prende gli applausi meritati della tribuna. Passa pochissimo e siamo già dall'altra parte. Calcio d'angolo, testa di Canessa, miracolo di Cornero. Valmati però di forza trova il gol del pari. Nel primo tempo non succede più nulla. Le immagini di Enrico Figus ci portano alla ripresa che si apre con le polemiche. Valmati va via a destra, Canessa va di destro, salvataggio sulla riga della difesa dell'Atletico Quarto. Canessa e compagni si lamentano però perché vorrebbero un tocco con il braccio. L'arbitro non è dello stesso avviso e non fischia il penalty. Poi mezz'ora di nulla, nessuna occasione né da una parte né dall'altra. Al 38esimo poi arriva la botta di Cagliani che termina alta. Un minuto dopo il retropassaggio di Granieri, Cornero raccoglie la palla con le mani in area, punizione a 2. Ci vogliono 5 minuti per far rispettare la distanza alla barriera dell'Atletico Quarto. La botta di testa secca poi si perde neppure in fallo di fondo. In contemporanea l'arbitro indica 3 minuti di recupero, saranno 3 minuti di nulla. A Bavari termina 1-1. Sostanziale equilibrio qui a Bavari tra San Bernardino e Atletico Quarto, una partita finita in pareggio ma i padroni di casa lamentano il rigore non dato ad inizio ripresa.